Vogliamo qui lanciare un appello all'assessore alla viabilità provinciale Prattaviera e ai dirigenti dell'ANAS. In riferimento a che cosa? Al fatto che in Viale Pordenone ci sono due rotonde, una più piccola e una più grande, che sono di loro competenza, quella piccola della provincia e quella grande dell'ANAS, però l'abbellimento floreale, la tenuta del verde, lascia molto a desiderare. Lei aveva dichiarato che il comune di Portogruaro sarebbe stato in grado di occuparsi di queste due rotonde se avesse avuto l'autorizzazione di provincia e ANAS. Lei ha colto nel segno uno dei problemi che mi stanno più a cuore, nel senso che in modo particolare in questo periodo con milioni di turisti che escono dall'autostrada, attraversano la città per andare anche solamente nelle spiagge, il fatto di avere un ingresso di quello desolante. è desolante, e voglio dire, diamo un'immagine di Portogruaro che non è quella reale, perché tutte le persone che frequentano il centro di Portogruaro ci fanno i complimenti per la pulizia, per la tenuta, veramente io ricevo spesso molte email da parte di cittadini italiani e anche stranieri che ci fanno i complimenti per come teniamo la città. Io ho coinvolto l'area dei lavori pubblici, gli interventi a spot che stiamo facendo li facciamo noi anche se non sono di nostra competenza. Capisco anche che con il problema della tangenziale sono sorti dei problemi, quindi questo ha creato ulteriormente dei ritardi. La rotondina piccola era in funzione, perché poi verrà tolta nel momento in cui saranno chiusi i lavori della tangenziale, perché lì la viabilità verrà ridisegnata. Capisco anche che questo ha impedito all'ANAS di trasferire al comune gli appezzamenti di terreno utilizzati per la realizzazione della tangenziale e che vengono dati in concessione al comune perché poi li mantenga in ordine e faccia il mantenimento del verde appropriato. Anche questi siamo in ritardo, però l'appello lo faccio veramente molto forte, nel senso che noi abbiamo contatti quotidiani con questi enti sovraordinati al fine che ci mettano nelle condizioni di avere quell'ingresso della città che sia degno di una città come Portogruaro. Quindi io mi auguro che anche questo problema venga risolto nel più breve tempo possibile.